Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati in nuova puntata di Cronache Trevigiane che iniziamo dedicandola a un settore particolare dell'economia veneta e trevigiana, al commercio. Oggi siamo al primo di 7 seminari organizzati dalla Confcommercio Veneto. Con noi c'è il presidente di Unascom Treviso, Guido Pomini, buongiorno. Allora, primo seminario, dicevo, di 7 che coinvolgeranno tutte le province venete, si comincia da Treviso. Qual è l'esperienza del commercio a Treviso? L'esperienza del commercio a Treviso è quella che credo ogni consumatore ha sotto gli occhi. Partiamo da Treviso con questo roadshow e parliamo di programmazione di territori, di urbanità, di centri storici, perché Treviso è in assoluto la provincia del Veneto, è una delle province in Italia in cui l'insediamento commerciale è maggiore. Dalla New Economy, che è un termine a noi tutti conosciuto, alla Town Economy. Che cosa si intende? La Town Economy vuol dire sostanzialmente riportare i centri storici, i centri urbani al centro di ogni progetto di sviluppo economico. Questo è il messaggio che oggi Confcommercio Veneto per bocca di Confcommercio Treviso vorrà dare alla politica presente in questo consesso. Ecco, partiamo da un presupposto, anche qui vengono citati i famigerati centri commerciali, che sono sempre stati, diciamo così, antagonisti del commercio cittadino, però sono un dato di fatto. Certo. È mancata, dice lei, la programmazione, ma quindi come si può fare adesso a far convivere queste due realtà evitando di depauperare ulteriormente i centri storici? Innanzitutto bisogna creare un punto fermo, basta nuova offerta commerciale. Una volta fatto questo bisogna cominciare a ragionare sull'esistente, quindi cercando di riqualificare quello che esiste, cercando su questo la Regione Veneto ha già messo in campo alcune cose interessanti, cercando sostanzialmente di aiutare chi è già sul mercato per potersi riqualificare, per poter, come dire, ripensare il proprio modello di business in futuro anche di una nuova economia. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Allora abbiamo capito un progresso in 7 tappe, andremo a scoprire anche gli altri elementi in compagnia poi del presidente regionale di Confcommercio. A voi il primo servizio di Cronache Trevigiane. La foresta del Cansiglio è al centro di un nuovo grande progetto, Assi del Cansiglio. Nasce così il primo pavimento parquet certificato, presentato nei giorni scorsi proprio in Pian del Cansiglio. Antonio Brunori, direttore della rivista AF, ci ha guidati nel progetto. L'evento di oggi è straordinario perché abbiamo una situazione esemplare, cioè abbiamo una foresta ben gestita, abbiamo Cogefor, il consorzio di gestori forestali, che tagliano il bosco in maniera tracciabile, arriva un imprenditore illuminato che utilizza il legno del faggio, che prima non era utilizzato per il pavimento, tecnologicamente lo rende utile e quindi valorizza il territorio, dà lavoro alla gente e crea un prodotto bello. Il progetto nasce a monte dall'esigenza di promuovere il territorio in modo ecologico, rispettando cioè il protocollo di Kyoto sulle emissioni di CO2 in atmosfera. La corretta gestione delle foreste impone di tagliare ogni anno gli alberi che rischierebbero di rovinare la biodiversità, degradando l'ambiente. Fino ad oggi il materiale risultante dalla gestione veniva eliminato bruciandolo ed emettendo così carbonio in atmosfera. Patrizio Dei Tos ci spiega cosa accadrà ora con l'avvio del progetto Assi del Cansiglio. Il fatto che gli alberi, la nostra foresta riesca ad immagazzinare in sé tantissimo carbonio, CO2, non giustifica il fatto che dopo dobbiamo bruciare tutto e riemetterlo nell'atmosfera. Se noi riusciamo a mantenerlo nei pavimenti per decine d'anni ci garantiamo comunque di aver mantenuto il carbonio e non aver contribuito a una ulteriore emissione di carbonio nell'atmosfera.
Un progetto, primo esempio in Italia, che va in una direzione chiara, come ci spiega il ministro Luca Zaia. Va nell'ottica comunque della difesa della produzione identitaria che noi vogliamo, che è quello di garantire al consumatore e al cittadino in generale la possibilità di avere notizia certa sull'origine del prodotto che sta acquistando, che sia cibo piuttosto che un pavimento. A noi però interessa ricordare che Assi del Cansiglio è anche un'ottima collaborazione pubblico-privato. Un pavimento certificato che ci parla di qualità della materia prima e di sicurezza nella lavorazione della stessa, valori importanti per l'imprenditoria locale. È un progetto molto importante per quanto ci riguarda, perché questo, oltre che a garantire una certificazione e quindi una garanzia di provenienza, garantisce anche una salubrità del pavimento e quindi una garanzia per tutti quelli che lo utilizzeranno. Garanzia di qualità e rispetto dell'ambiente che vedono ancora una volta il Veneto in pole position a livello nazionale. La cosa interessante è che le foreste del Triveneto rappresentano più della metà delle foreste certificate a livello nazionale. Questo dovrebbe essere di orgoglio per la gente che sta in queste zone che hanno anche il più alto tasso di aziende di trasformazione del legno della carta, che sono, secondo me, attente, virtuose e sensibili verso l'ambiente. Passo dopo passo la foresta del Cansiglio continua ad accompagnare la vita dei veneti. Dalla produzione dei remi per la Serenissima ai pavimenti marchiati Assi del Cansiglio. Questi pavimenti poi accompagnano nella crescita i nostri bambini, i nostri figli, e per questo motivo dobbiamo preoccuparsi della materia prima.